Una giornata storica per il lago di Varese che torna balneabile dopo mezzo secolo di attesa. Sì, più di mezzo secolo di attesa, direi una giornata veramente eccezionale se pensiamo che soltanto 10 anni fa sembrava qualcosa di improponibile, sembrava infattibile una ipotesi di questo genere. Sono contento, ringrazio tutti, credo che questa sia la dimostrazione che quando si collabora tutti insieme, istituzioni, privati, associazioni anche di volontariato, si ottengono dei grandi risultati. Sono molto contento, direi che l'atmosfera che si respira oggi mi fa ritornare ragazzino quando ci venivo con i miei genitori ed era pieno di persone che arrivavano con la borsa, con il costume da bagno, prendevano il sole e facevano bagno, bellissimo. Ecco, molti Adesso poi però pensano, bisogna continuare, cioè non è che abbiamo finito il lavoro, bisogna continuare nel prelievo, bisogna continuare nel monitoraggio, bisogna fare in modo che diventi assolutamente una cosa stabile. ecco, molti pensano che sia, come dire, una pagella politica. In realtà c'è il timore che queste acque non siano poi veramente migliorate. Invece è così. Il risanamento Allora, funziona? vede, io credo che la politica si divida in due categorie. C'è chi vuol fare le cose e c'è chi vuol fare polemica. Quelli che vogliono fare polemica riescono a farla su tutto, riescono a diffondere veleno su ogni cosa si faccia. Io personalmente faccio parte della categoria di chi vuole fare le cose e cerco di farle nel modo migliore. Se c'è qualcuno che si divertirà a fare polemiche, a cercare di convincere qualcuno a costituire un comitato, va benissimo, ma seguendo questo modo di fare non si realizzerà mai nulla in questo paese, saremo sempre bloccati su tutto. Io le cose le voglio fare.